Buonasera a tutti, Vesti TV, di Tenova de Oie, di Vinniki, De Maio 2020 Kimbe. Abbiamo sentito un'iscritta, e dico no, l'audio è a bestia, perfetto. Andiamo ad innanzi, quindi dico come si presenta Sadie, Oie, coccolata meta, si presenta De Goi, ecco proprio cucuzzata, le nuvole, e non batta un lucro de sole. Questo è che su Sarto puro che si dette in parte, insomma, una videata un po' larga. Bene, abbiamo un nuovo Zaccarchi Brulleri a boh, gettato detersiva sul zampillo. Lo zampillo poi abbiamo lo zampillo sprumoso che mette spruma e te basso cesso, boh, lo siamo vedere nelle goi va bene a qualche cosa è sporgente, non va poi baitato con un cante plastica, ma sparenne, eh, non che l'ha poi tirato poi schire i teste, comunque qualche cosa banghettata questo zampillo, ecco. Perché no, che su corrale si dete una maniglia o una qualche cosa di plastica e comunque visto che gli hanno bennata quindi non lo potevano illuvato non potevo andare e quindi chi binnappa benetto da ora può non luvare lo zampillo e ste brulle dal desero che si acchene in questa idea. Bene, andiamo da innanzi e facciamo de Saravallo, lo Saravallo de Oie non narrata che 8 gradi temperatura massima, 11 gradi temperatura minima, cocculato 8 die, pispisanne, però non ha mostrato a beda ma in che lo Saravallo narrata che murdinedda, insomma, belle che potuto cantare die. E Crasa, Casa invece lo sole a Manzano, nella Sasonnechi e poi Modineda o tutto il resto del salire, che 9 gradi, temperatura massima 9 gradi, temperatura minima. Bene, e diamo usate la no. Usate la nova, considerando che poi è pure batta confusione manna e sa trasmissione del San Martinese e purtroppo su Michele la trasmissione da questa redazione poi a questa trasmissione non è più efficiente, la linea non è buona. Borsa di studio regionale, anno scolastico 2024-2025, questo sono toccamento del comune, buono libri, anno scolastico 2025-2026. La domanda si scadeni che l'ampura che 8 luglio è del Triulas, quindi come di musica vamos, no? Che riuscivano anche occare per esedare su questo adesso questa cosa che ho trasmesso, e dimos intanto di che punto esti, no? Che la trasmissione adesso sartoso, vediamo un po'. E no che nota che sto stato trasmesso, che tutto quanto è spartito, perfetto, quindi prima o poi l'andiamo a buscare, andiamo per esempio a vedere, tanto bosamento che su vincere questo mese questa partita revessa, cioè BT Volley, Astor Volley ASD, in un bel già BT Volley, insomma, sì, il giocare al finale si può colare di categoria, è importante quindi questa partita. Intanto Bosamento chi sta a zero, di Ebini che festeggia questo bell'evento, insomma, la proiezione su filmato dei pantaloni rosa in un besaida tra il bullismo, ciberbullismo, eccetera, eccetera, e veste pure la presenza sa responsabile Carla Pulighedu, garante del suo diritto, del suo spizzino e della creatura, quindi una bella arreionata di sicuro. Poi Bosamento, chiude che 7, veste su Mac di Luvula sul concerto del Cristiano Porcheggio, che comincia a Sasotto de 0 a ore 20. Andiamo a Nossata, poi diritte batti, costa il die, sono i 10 binnichi,
ehm, e in mattinata bambini non si legge nulla e non comprendo per quale motivo, eppure su manifesto l'ha trasmesso abbastanza bene, ma non si legge. E dicono, qua così ne buschiamo qualcuno che si lega, die pro die questa cosa resti svalorinne. Allora, vediamo un po', ecco, che trasmettiamo, scusto, che trasmettiamo, quasi no. Mostra modifica. Mm. Non bestia. Un attimeggio, ecco. Comunque, quasi quasi leghiamo su che bestia scritto dai no che poi crasa. Allora, di bene che la mattinata, in mattinata bambini dell'asilo e sanno satta, però non batte scritto orario, cioè bestia comunque questa presenza del sospettino dell'asilo e sanno satta. Orario non che è nata, quindi va bene, andiamo da innanzi il begai e non comprendendo per quale motivo questa cosa non ha funzionato. Trasmette ad alta definizione. E noi che vamos poi sul giornale, la segna stampa di oggi, bullismo, doppio confronto, abiti, la garante regionale per l'infanzia al cinema Ariston. Il 15 maggio si celebra nel mondo la giornata internazionale della famiglia e il cinema Ariston di Bitti oggi alle 20 e domani alle 10 ospita un doppio appuntamento cinematografico con il centro con al centro i temi del bullismo e disagio giovanile. Per l'occasione verrà proposto Il ragazzo dai pantaloni rosa, film della regista Margherita Ferri. Ad entrambi gli spettacoli sarà presente Carla Pulighedu, garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La proiezione odierna, con ingresso libero e gratuito, è aperta al pubblico, mentre quella di domani mattina è riservata alle scuole. L'evento è promosso dal comune, assessorato ai servizi sociali, guidato da Gianna Mameli e patrocinato dal CEAS Tepilora. Bullismo e ciberburlismo sono ed accettazione di sé. Il ragazzo dai pantaloni rosa invita a riflettere sull'importanza di accettare la diversità, sulla necessità di rispettare gli altri e sulle conseguenze causate dal sentirsi giudicati, ha dichiarato la garante Pulighedu. Tutto ciò in un contesto impreparato a riconoscere il disagio e accogliere la diversità. E quindi ebbe questa bella proiezione e questo bello arrivo su per questo argomento. Nuoro, in occasione veramente in Orosei, una fuga di gas, poi l'esplosione, ustionato un barista di Orosei, 42enne, che stava lavorando in campagna e in rianimazione, abbatta però bruciatura sai, belle che tutto sul corpo, insomma, è stato un bello disastro mischino che l'ha successo. Pecorino, bocciato il disciplinare, la regione accontenta gli allevatori, organizzazioni agricole favorevoli, mentre il consorzio non nasconde la delusione. Ma oggi, narrata, l'assessore Satta non ha cercato un confronto con l'intera assemblea. E cioè che è successo? La giunta regionale ha espresso parere contrario al nuovo disciplinare del Pecorino Romano dopo e questa scelta ha provocato le reazioni delle associazioni di allevatori che però si sono divise al loro interno. Il consorzio di tutela del pecorino romano è contro la decisione della giunta e invece trova il favore di Agrinsieme, la sigla che racchiude le organizzazioni professionali agricole CIA, Confagricoltura e Copagri. La regione
ieri con una delibera di giunta ha detto no al nuovo disciplinare perché manca nel disciplinare l'elenco delle razze ovine autoctone tradizionali ammesse per la produzione del latte destinato alla trasformazione in pecorino romano. Dopo il mancato inserimento non risulta, secondo la Regione, in linea con le politiche regionali per il comparto e tutela del sistema di allevamento. E quindi non si comprende poiché ecco, una posizione contestata duramente dal presidente del consorzio Gianni Maudi, che in una nota precisa che sarebbe bastato leggere il disciplinare di produzione in vigore e la proposta di modifica per rendersi facilmente conto che nella parte relativa alle razze tutto è rimasto invariato. Le razze autoctone nei disciplinari sono di fatto già comprese in quanto solo il latte delle pecore allevate nelle zone di produzione può essere utilizzato per la nostra DOP. L'assessore Gianfranco Satta in questi mesi non ha mai cercato un confronto con il consorzio. La Regione si deve esprimere sulle modifiche apportate al disciplinare e non su quelle che la minoranza dell'Assemblea avrebbe voluto. Vai Kirka, ma ite costa iata a citare già il tipo di Hervé Sarazza, non su Luccu. Birra, Murales e ambiente. Ichinusa rinnova la sua battaglia contro l'abbandono delle bottiglie di vetro. Presentate le nuove iniziative con Legambiente e alcuni artisti sardi. Ichinusa prosegue la missione di sensibilizzazione a favore dell'ambiente. Ieri a Quartu l'azienda ha presentato alcune iniziative sulla scia di quanto fatto in passato, in particolare il rinnovo della battaglia contro l'abbandono delle bottiglie di vetro, la presentazione di un murale a sostegno dell'iniziativa, un'asta benefica e una donazione a favore di Legambiente. E va bene, e quindi tutta iniziativa valida. Ardia di Sedilo, a rischio, stop. Una legge per metterla in salvo, cioè che se regola scomode sa scusa adesso scade, o in pratica cioè, sardia di finire, insomma, cioè non si può più fare che manca tutto il presupposto di sicurezza. La proposta dei riformatori per limitare gli effetti del decreto Aboli, e cioè una legge apposita regionale. L'Ardia di Sedilo resta una manifestazione a rischio organizzazione e la paura che la corsa Equestre di San Costantino possa bruscamente interrompersi dopo secoli di storia a causa di un decreto del ministro dello sport Andrea Abbodi si fa sempre più pesante, tanto da coinvolgere il mondo politico a tutti i livelli. Dopo le istituzioni locali e l'interrogazione parlamentare presentata dal deputato di Forza Italia Pietro Pittalis, infatti arriva anche una proposta di legge regionale presentata dai riformatori, salvaguardare l'identità della Sardegna attraverso la tutela delle sue manifestazioni religiose, storiche e culturali. È proprio questo l'obiettivo della proposta di legge presentata dal consigliere regionale Aldo Salaris e poi Umberto Ticca e Giuseppe Fasolino, incascolate da Forza Italia a suo riformatore il Fasolino. In pericolo anche il palio di Orgosolo e le corse di Bono, Forni e Guasila. La Sartiglia di Oristano resta fuori dall'elenco delle manifestazioni in dubbio, proprio che non è una corsa ma una esibizione. Invece i Sospalio l'hanno corsa, insomma, è chiaro, è difficile anche sì, insomma, la scrittura può scorrere in una certa maniera e in altro loco, in questa maniera non si può correre. Pur Usardia la potete scampare, ma Sospalio non di sicuro. Sport, Mariana su Castello, ma con la vittoria la salvezza ha più gusto. I 3 punti con il Venezia, oltre a dare la matematica certezza, spazzerebbero i malumori e renderebbero il finale più dolce.
la situazione è scusta, Cagliari 33, Parigi su Verona, poi Vesparma 32, Venezia 29, Lecce 28, Empoli 28. Questo sono lo spunto degli scambi tra Ros che appunto sono in zona retrocessione. Andiamo da innanzi e faiamo Pecorino dopo, sconto sulle regole, la Mugiaisti, Satiro Giornale, no della regione e delle associazioni al disciplinare e però protesta del consorzio. Abbiamo già visto il Satiro Giornale. Il pasticcio dei beni demaniali, la Sardegna, fatta dallo Stato, cioè il Stato finché scolline, sul bene che poi statuto deve toccare a sa regione sarda. Manca un atto, cioè che tutto su che si picca bene scuso. Roma dice no all'isola, ma accelera sul trasferimento nelle regioni ordinarie, cioè a noi non l'urata, a Sasatero invece benefica, vabbè, Colonia, l'assessore Spanedda, statuto violato, ora una norma di attuazione, stracciamoci le vesti, andato Spanedda, tirando che uno bottone del sa camisa, poi che scomprende squisiti, stracciando le vesti. Allora, rinnovabili, la Sardegna resta senza protezione, chissà, sentenza del Suttar, praticamente la legge numero 20, che ruvete, che pila sorta. I comitati salgono sull'Aventino, basta con altre leggi flop, l'unica salvezza è la Patobello 24, Narami, va bene. Proviamo, gli speculatori trovano terreno fertile per il vuoto creato dal nuovo rinvio alla consulta della norma sulle aree idonee. No, che bestia, tutto il riassunto, pratiche presentate in tutta l'isola 729, solare 470, eolico offshore 225, onshore, cioè in terra, eolico offshore 33, idroelettrico 1, fotovoltaico Ottana 155.000 pannelli, Cagliari Sella del Diavolo 55 torri 825 megawatt, Sulcis 65 torri 945 megawatt, Olbia 33 torri 462 megawatt, Tibula 65 torri 965 megawatt, Sardinia Nord-Est 80 aerogeneratori 2000 megawatt. Poseidon 72 torri 1008 megawatt, Alghero Mistral 32 torri 480 megawatt, cioè non sprenano le torri generatoras del corrente. In questa maniera aumenta la demonizzazione della pala eolica in cantutà, proprio che hanno bata servitù di questo tipo, è chiaro che hanno si time tutto. Ora una legge sarda per salvaguardare gli eventi culturali, abbiamo già dato questa proposta al riformatore, abbiamo già dato a Sara la nostra proposta contro le minacce del decreto Abodi. Fede e valori dell'Ardea non siano snaturati, Sedilo difende la tradizione. Politica italiana, sanità, duello Meloni-Schlein. La Premier a Conte, cioè Meloni a Conte, non ve l'ha mandato andare, ve l'ha andata in cara, alzò lei le spese militari. O è stato un altro Giuseppi? È chiaro che come Conte correndo lo scade schicolana, bestia esatto, giocare sul disarmo, denaro, ruinare tocca di porre una tela scorra, però Carlo Bittisse ha fatto il contrario di su Cananne Como, che ha tutto sul meso nuda, chi si pone al leader. Algiolani, il duro, l'ex jihadista, adesso abbraccia Ted Donald. Algiolani è steso, che come è presidente della Siria,
come da jihadista, insomma, che milioni di dollari come taglia, come insomma arrivano a tu per tu, che il presidente adesso degli Stati Uniti. Netanyahu storce il naso, gli USA, questo viaggio è positivo. Netanyahu non li ha andata, che bombardare in un bell'ippare, eppure in Siria ha bombardato, che ne per dire per messa nessuno, e quindi come se la Siria è diventata un amico dell'America, non la potete pur bombardare. Giallo sulla morte di Sinvar e Israele martella Gaza. Questo Sinvar è stato braccio di Satiro Sinvar, già morto, capo di Hamas, che in Israele è morto non risulta sul bombardamento a un ospedale europeo in Gaza. Le truppe IDF continuano ad attaccare. E non che poi vamos sugli sms con Pfizer siano resi pubblici e questa carchischeletro che batta in pala into armadio di von der Leyen, cioè che pare che va a tapiti scambio di accordo che in Pfizer possa questione del suo vaccino della pandemia, il Tribunale Europeo sconfessa la numero 1 di Bruxelles. Quei messaggi scambiati nel pieno della pandemia non sono mai venuti alla luce e Bruxelles ha lasciato intendere che potrebbero anche essere stati cancellati. La regola di Pfizer-Gates si è abbattuta su Ursula von der Leyen come previsto. Il Tribunale UE ha sconfessato la Commissione giudicando illegittimo il rifiuto di concedere l'accesso agli sms che la Presidente e la ditta Pfizer, l'amministratore Albert Bourla, si mandarono mentre prendeva forma il più importante contratto sui vaccini anti-Covid, una battaglia legale condotta dal New York Times sul terreno della trasparenza che nella sentenza dei giudici di Lussemburgo Bruxelles ha perso offrendo risposte mutevoli o imprecise e da cui esce rafforzato un principio destinato a fare scuola. Anche una chat ha cantato vittoria il quotidiano USA, non può sfuggire al controllo pubblico e giustamente. Queremos riscrire it sananato. Andiamo sempre come arriviamo alla politica internazionale. Zelensky pronto a negoziare nuove sanzioni UE alla Russia. Nessuna certezza su Putin, Witkoff e forse Trump a Istanbul. Cioè, come scrivono che Putin non vi ha annata, vabbè, è chiaro che non vi ha annata, te ne importa. Il leader ucraino arriva in Turchia per avviare le trattative con Mosca. Impegno di Leone, su Papa, ogni mio sforzo per fermare le armi. In vista abbiamo già Piazza Leone, e però non è dedicata a Leone XIV, ma a Leone Filippi, che va a Tasadomo in cui quindi cosa come Piazza Leone, Piazza de Leone Filippi, che a Sadomo in un come veste l'utilleri di Francesco Cartella. Fiammate di violenza, Atfar marcia verso Sirte, no, che non danni di Libia, che non danni non vanno morto uno de suo scapolo principale della milizia armata, è come batto un scontro tra milizia, le schitte che in Libia come due capitali, se batta e tra questo due che governano la Libia batte una guerra, pare che prima in certa si pone d'accordo, può andare a elezione, ma poi San Morrocco la calana è scucumerdata. Andiamo da innanzi, il salvacasa, ecco questo che è scapitato in occhio, ma è un articolo molto importante, noi di politica internazionale, il salvacasa sardo sì alle piccole sanatorie, no ai mini alloggi.
La legge regionale semplifica le pratiche edilizie nell'isola, stop alla riduzione della metratura minima dei monolocali, cioè praticamente la legge italiana, Salvini prevedeva Tavinasa a 20 metri quadri e poi un alloggio, come la regione sarda è a 28 mi pare metri quadri. Le critiche dei geometri, modifiche incostituzionali. Sanna, adesso il geometro non ha sbagliato a limitare gli effetti della norma nazionale, ma è sbagliato un tubo. La Sardegna sopra questa cosa atta prerogativa primaria e quindi non va nulla di anticostituzionale, di incostituzionale, assolutamente no. Poi potremmo essere pure d'accordo per lo ridurre a 20 metri quadri, però questa isparata del presidente dei geometri non c'entra nulla il parere dell'ordine, quindi allora vediamo un po' già sappiamo il motivo, ma più o meno sono cose che ho rapponato. Invece ecco 2,70 m, ecco qua è stinocche. Ora il rischio concreto è che questo decreto sia applicato in tutta Italia, mentre in Sardegna, se venisse approvata dall'Aula il testo licenziato dalla Commissione urbanistica, avrebbe invece tutta una serie di limitazioni, come la riduzione dei monolocali da 28 a 20 metri quadri, ma anche l'impossibilità di regolarizzare automaticamente le altezze inferiori a 2,70 metri. Vanni Sanna pone l'accento anche su altre modifiche segnalate e non ascoltate dalla Commissione. Particolarmente grave è l'articolo 27 della legge approvata dalla Commissione, che in estrema sintesi dice che le leggi regionali sono tutte ordinate al PPR. Hanno introdotto un'interpretazione autentica basata su una sentenza della Corte Costituzionale, superata, ma soprattutto con una legge ordinaria, modificano lo Statuto sardo, quando invece occorre la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea. Questo non è che è importante, certo. Il provvedimento del governo nazionale aveva poi superato quanto previsto dal decreto Urbani, che vietava la sanatoria in accertamenti di conformità se questi riguardavano aumenti di superficie e di volume in zone tutelate. Anche in questo caso la Regione ha deciso di limitare quanto previsto dal governo, cioè praticamente questo non lo permettete. E infine non capisco il motivo per il quale la Commissione urbanistica abbia cambiato l'articolo 1, che disponeva di far prevalere i contenuti della legge ed eventuali previsioni difformi dunque, che disponeva di far prevalere i contenuti della legge a eventuali previsioni difformi contenuti negli strumenti urbanistici vigenti, e cioè questa legge ha prevalenza su altro contenuto che già effettivo, ma non concorda in questo nuovo. Sanna conclude affermando di aver apprezzato anche alcuni interventi migliorativi. Mi auguro però che da qui a giugno il Consiglio regionale ritorni indietro rispetto a tutte le limitazioni introdotte con il testo approvato in Commissione, altrimenti il rischio concreto è di discriminare i sardi rispetto ai cittadini di tutte le altre regioni italiane. Ma infatti questo ligio de urbanistica non ne comprende un tubo, è stato adesso paracadutato del 5 Stelle. Andiamo da innanzi e tancamolo già i tenovara de oie in sa sigla de tancatura. A menso vedere devono tutto da Vizi TV, adiosu e menso la casa, dopo 30 minuti e 37 secondi.